Io credo che il Veneto sarà la regione che permetterà ad Azione di superare il 4% anche grazie a candidature come Carlo Pasqualetto. 35 anni, sposato, padre di una bambina, Carlo Pasqualetto è il candidato veneto di Azione alle prossime europee di giugno. Una laurea conseguita a Parigi, poi il trasferimento a Milano dove inizia a lavorare nel mondo della finanza. A 27 anni, grazie ad Industria 4.0, con alcuni amici crea una start-up che produce software per le imprese manifatturiere. Da anni impegnato in politica come consigliere comunale a Padova, punta a portare la sua esperienza come imprenditore in Europa, un'Europa chiamata a sostenere il Veneto nelle sue sfide future. Mancano gli investimenti per trasformare la grandissima capacità di impresa e di manifattura che abbiamo in un campione internazionale anche tecnologico. Imprese che, sottolinea Pasqualetto, sono ostacolate dalla carenza sul territorio del sistema bancario. Per fare impresa ci vuole la finanza e questo è qualcosa che oggi, se demandato a scelte che arrivano da Milano a Torino, le risposte sono troppo lente. Sguardo rivolto poi anche ai giovani perché venga fermata la loro fuga dall'Italia. Scappano e vanno in luoghi che gli sembrano più attrattivi, che poi la realtà dei fatti sono anche complicati. Però non capita al contrario, non abbiamo giovani che dal resto d'Europa vengono qua da noi, quindi qualcosa non sta funzionando qui nel nord-est. Accanto a Pasqualetto, Nicolò Rocco e Fabio Pezzato, siamo pronti, hanno ribadito, a sostenere Carlo in questa sfida, è il candidato giusto per il Veneto. Noi come Azione parliamo alle imprese venete grazie a un candidato come Carlo Pasqualetto che viene dall'impresa e ha proposte per fare in modo che il Veneto, grazie all'Unione Europea, torni ad essere competitivo. Giovane, europeista e aperto alle nuove tecnologie, quello che si parlerà per il futuro. Noi, ecco, Azione Treviso, provincia, tutte le sezioni della provincia lavoreranno come fossimo noi direttamente i candidati a queste elezioni.